Senza sicurezza e rispetto della legalità non potrà esserci alcuna ripresa per il commercio. Il grido d'allarme dalla Confcommercio del Veneto nella giornata di mobilitazione nazionale. Uno scenario sempre più nero quello del settore in regione. Da gennaio a settembre solo nel commercio hanno chiuso le serrande 1318 aziende, 7,6% il tasso di disoccupazione che nella provincia di Venezia sale a un drammatico meno 8,6. Imprenditori sfiduciati, soprattutto dalla mancanza di sicurezza, ai minimi storici tra i commercianti del Veneto. Avendo una percezione maggiormente negativa, di conseguenza io tendo a essere più restrittivo rispetto a un possibile investimento, rispetto a il mio impegno in campo economico. A fare paura i furti, il commercio abusivo, la contraffazione e spinto dalla clamorosa inchiesta Mose anche il fenomeno delle tangenti sugli appalti. Da Roma, in collegamento video, il ministro dell'Interno Alfano assicura che ha dato direttive precise ai prefetti e che chiudere la saracinesca per i commercianti non sarà più un gesto eroico, ma la paura resta. È una richiesta sicuramente di soccorso da parte di buona parte delle nostre categorie che sono direttamente minacciate da questo, ma è un motto verso il Paese per dire rialziamoci, tiriamo sulla testa. Sono i malviventi comuni quelli che fanno più paura ai commercianti del Veneto. Contro questi fenomeni il 56% ha adottato sistemi di sicurezza, telecamere, un'assicurazione, la vigilanza privata. Adesso serve altro. Io sono d'accordissimo col fatto di potenziare le forme di controllo all'interno degli esercizi, all'interno dei negozi, però insomma ambirei ad avere una società nella quale non c'è bisogno di una telecamera ogni 2 metri per poter vivere un senso di legalità.